Senti. Recording is on. Allora, Altri come? non vengono? Non lo so. Sono le 4 e Altri 5. non c'è nessuno? Allora, ci dovrebbe essere Flavia Grifò, Cettina Caruso che non ho idea se lo ricorda, perché Cettina Caruso vuole sempre la chiamata. Ho il cellulare al 26% che si sta spegnendo. Allora, Cettina Caruso, proviamo a chiamare Cettina Caruso. Caruso. Poi Caterina Panarello si dovrebbe collegare perché lei l'ha mandata la traduzione Caterina Panarello. Anciluzzo c'è e Cettina c'è il seminario virtuale, ti colleghi? Io ora ho una riunione, devo andare, abbiamo l'assemblea. Ah, vero, ma a che ora è? A che ora è? Mi pare che alle 5, che ore sono? Sono le 4, vabbè, mezz'ora ti potresti collegare, vabbè, fai tu. Vediamo perché. Vabbè, se sei impegnata fai tu, ok, un abbraccio. Ciao. Vabbè, poi risenti la registrazione, ciao. Allora, devo dire che oltre all'alunno migliore, perché è andato in discesa, l'altra che mi sembra che scrive un po' meglio, è Flavia Grifò. Però tutti mi fate gli stessi errori, io non riesco a capire perché. E allora io ho stampato il fascicoletto, questo qua. Voi l'avete letto questo fascicoletto? Mi domando. L'avete letto dopo che l'abbiamo scritto? Perché noi lezione per lezione aggiungevamo qualche paginetta. Ecco, allora infatti vedi che bravo. Questo non l'avete letto perché se voi l'aveste letto, ora io sbaglio a parlare in italiano, vorrei insegnare a voi il siciliano, ora sbaglio io i verbi in italiano, e queste cose c'erano scritte. Allora, gli articoli. Lasciamo stare la differenza tra lingua e dialetto e vernacolo. Lasciamo stare queste cose qua. Andiamo agli articoli. Che cosa abbiamo detto per gli articoli? Le lettere dell'alfabeto moderno sono 23. Poi, dopo dell'alfabeto, un attimo. In effetti forse l'articolo l'abbiamo scritto un po' troppo abbreviato che non si capisce. Vediamo un po'. Contrazione, apofonia, gli articoli, ecco qua. Gli articoli. Allora, a pagina 14 mi piace la faccia di Pasquale Costa. Mi ricordate quando andavo alla scuola d'arte? Pasquale Costa fa la faccia che faceva Mimmo Spanò. Allora, gli articoli. La morfologia insegna le regole per la formazione delle parole e dei mutamenti grammaticali che si creano nei discorsi. Le parti del discorso sono 9: articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, interiezioni ed esclamazioni. Gli articoli in lingua siciliana sono 3. Pasquale, quali sono? Articoli determinativi? Sì, determinativi. Oppure con l'apostrofo, determinativi, non indeterminativi. Determinativi. Determinativi è la oppure la. Allora, gli articoli conviene sempre scriverli per esteso. Allora, il non esiste in siciliano, esiste L e l'apostrofo. No, se io ho detto conviene scriverli per esteso, non dobbiamo mettere l'apocope perché in questo caso la feresi perché iniziano per consonanti
e finiscono per vocale, ok? Quindi non va messo, quindi sono la, lu e li, sono solo 3, la, lu e li. Vanno evitate le forme aferesate, c'è scritto qua a pagina 14, poiché sono forme vernacole, ma siccome alcuni amano scrivere in metrica e sono fissati che devono levare la consonante, quando avete questa fissazione mettete l'aferesi. Quindi viene apicetto A, apicetto U e apicetto I. Tutti, ma dico tutti, o quasi tutti, ma tutti, mi scrivete a non sbagliare udemu decimarzo, U senza apicetto, U. Oppure ricchenno i nostri cori, I senza apicetto, I che cos'è? I articolo. Ricchenno lì i nostri cori, ma quando non volete scrivere lì, dovete mettere l'apicetto. Io qua sono circondata dagli stessi errori. Un'altra cosa che abbiamo detto è lo stesso. Un altro errore che mi fate, articolo indeterminativo. Quanti sono in siciliano gli articoli? Allora, questo lo chiedo a Angelo Sarzana. Quanti sono gli articoli indeterminativi della lingua siciliana? Sono indeterminati. No. No. Angelo De Marco, tu? Io non li so individuare. Anna Maria, gli articoli indeterminativi della lingua siciliana? No, io sapevo un e una. Perfetto, bravissimo, bravo. Un e una. Un però ha detto è una e sono solo 2. Quindi io perché mi ritrovo in tutte queste traduzioni? Non ho sotto mano quella di Anna Maria dove c'è scritto nu. Questo nu, da dove l'avete preso? Nu. Allora leggiamo. Ho sbagliato pure io. Ecco, è l'unico errore che tu hai fatto. No, ora io non ne sto trovando perché ho tutti i fogli sparsi e non ne sto ritrovando. No. Allora, la caduta finale di nasillaba o di navocali, non so chi l'ha scritto questo, a Caterina Pannarello, di nasillaba senza picetti e di navocali. Ora, na sarebbe una, quindi se scrive na bisognava mettere l'apicetto e non c'è. Comunque io in altri posti ho trovato nu, ma ora non lo sto vedendo. Comunque io, qua, magari solo nu poco. Per giunta, in questo nu Buongiorno a poco, tutti, buon pomeriggio. Ciao Stefania, allora sto dicendo, Sì, ricapitolo. scusate il ritardo. Stiamo parlando degli articoli perché con il fatto che tutti aferesati e apocopate si è creata un'enorme confusione. Avete bisogno di capire meglio questa storia degli articoli. Gli articoli abbiamo detto determinativi, se avete stampato l'opuscoletto sono a pagina 14, sono 3 e sono la, lu e li. E conviene non aferesarli mai, ma qualora fosse necessario si scrive l'apicetto, apicetto A, apicetto U e apicetto I. Gli articoli indeterminativi sono solo 2 e sono un e una. Io in queste traduzioni comunque che voi avete fatto ho ritrovato anche nu. Nu non esiste. Perché? Voi vi confondete perché negli altri dialetti, soprattutto nel napoletano, si dice nu. Infatti, comunque, se voi aveste letto sto coso, vedi, non esistendo nella lingua siciliana uno in quanto tipico del napoletano, abbiamo invece una. Il fatto che comunemente venga pronunziato na non dà giustificazione valida per l'abolizione dell'apicetto della feresi, aferesi na.
la scrittura non dovrebbe essere influenzata dalla parlata a meno che non si abbiano modifiche di accrescimento del linguaggio stesso. Quindi dovete fare più attenzione a queste cose. Oltre a questi errori comuni che io ho trovato degli articoli non scritti a dovere, ho trovato un altro argomento che noi abbiamo fatto e andiamo oltre. Dopo che abbiamo fatto gli articoli, abbiamo fatto, ecco, andiamo per ordine in base a quello che abbiamo fatto. I nomi e le sue desinenze. Che cosa abbiamo detto a riguardo dei nomi e le sue desinenze? Lezione del 27 novembre a pagina 16. A un certo punto, a pagina 17, abbiamo concluso dicendo che i nomi in siciliano non terminano mai né per e né però. Per esempio, mondo in siciliano come lo dite? Monno. Munnu, finisce per U. Uno. Finisce per U. Certo. Cappello, come lo dite in siciliano? Cappello. Io qua, in queste traduzioni, mi sono ritrovata con tante parole che finiscono con O. Anzi, questa traduzione addirittura, la peggiore, non so di chi è, non me lo ricordo, non mi ricordo di chi è. Cioè, chi è che parla? Pronto? Boh, c'era una voce di sottofondo. Allora, questa la leggo perché questa qua è proprio, cioè, ditemi se è siciliano o è italiano. Carissimi soci e amici, sogno compiaciuta. Compiaciuta. È dialetto compiaciuta? Si poteva dire anche sogno contenta. Oh, ma non compiaciuta. E poi compiaciuta proprio. Come ho scritto io, grata. Sono grata, io ho scritto così. Comunque. P, aviri, musciato. Poi questo tipo di scrittura strana. N, avicetto tirissi. Sarebbe per avere mostrato interesse in italiano. Solo che ha scritto N, avicetto tirissi. Ora, in dialetto l'interesse, se noi volessimo dire sempre con la stessa parola e non dire un termine dialettale più usato al posto dell'interesse, potrebbe essere intirissi, quindi se cade la I, musciato N, avicetto tirissi, se cade la I, doveva esserci la N attaccata alla T. No, la N è divisa dall'avicetto, vedete qua come è scritto? Aspetta. Flavia, ma comunque le varie traduzioni sono arrivate sulle mail con il vario nome, eccetera. Dico, vero? l'avete seguito un pochino. Cioè, sì, io Poi, te l'avevo mandata. continuando, no, perché questa ve la voglio leggere tutta. Per le nostre lezioni du seminario autodidattico. Seminario autodidattico è siciliano? Che finisce seminario con la O e autodidattico con la O. Abbiamo detto noi a pagina 17, risulta evidente che i nomi in siciliano non terminano né per e né per o. E qua mi scrive seminario autodidattico, che è proprio italiano. Ru, siciliano, quindi non è messinese perché scrive Ru, ma non mi ricordo di chi è, dell'Asas. Passiamo un semmula, sempre N, avicetto semmula, che non c'entra niente sta cosa. Ore piacevoli, sintenno, parranno di tanti cosi, salutiamo online i nipotenti. Ora, nipotenti è siciliano? Casuttanti saporiti, casuttanto saporiti. Ora, saporiti vuole dire gustosi. I nipotenti sono gustosi. Io avevo messo che bisognava tradurre salutando online i nipotini che sono graziosi ragazzini. Graziosi vuol dire bedicchi, non saporiti.
Saporiti, Sì. i saporiti, cioè che te li stai mangiando, cioè Però vedi che si usa dire su saporiti, questo, sì, si usa dire. bambini saporiti. N'assettiamo davanti ai nostri computer. Ai nostri, è siciliano. Poi ai. Cioè, noi abbiamo detto le preposizioni articolate come sono. A, li, a, la, a, lu, no, ai nostri. Poi, Alle nostre. vabbè, nostri, c'è la pronuncia, si può dire anche nostri. Grandine o vento, grandini o vento. O, c'è la O. La O è italiano perché tu dovresti mettere a lu vento, preposizione articolata, rendendo utili avicetto nostro tempo. Andando ancora avanti, manco che sarebbe l'articolo lu, però senza vicetta e senza niente, quindi manco riposino pomeridiano, cioè riposino pomeridiano è scritto qua, è completamente italiano, riposino pomeridiano. Riposino pomeridiano, cioè in siciliano il riposino pomeridiano, che è lasciato in italiano, come si direbbe? A pennichedda, cioè non riposino pomeridiano. Poi un'altra traduzione assurda, ecco, qua a un certo punto dove io dico di tradurre saremmo come in mezzo al mare. Voi come tradurreste saremmo come in mezzo al mare? Come la Sarium, Ussimo come. in mezzo mare. saremmo Come un Saremmo immenso mare. saremmo come a mezzo mare, ok. Ussimo. Non Saremo avevo come a capito mezzo niente. mare. Saremo come a mezzo Se mare. non Io avevo direi capito fossimo. Anche Vabbè, saremo, vabbè sì, perché noi qua usiamo nel messinese il verbo essere, sariumo, così, sariumo, voi sì, dite in quel modo. Però Sì, questo, noi saremo. questo è Angelo, Angelo ha scritto, questa qua è di Angelo, Angelo ha scritto Angelo chi? saremmo come menso mari, hai scritto saremmo, perché lapsus? Ti sei imbriacato, saremmo come a mezzo mare, perché tu lo sai come si dice. Hai sbagliato, una svista. Poi, quando si dice, ora che mi sto imbriagando io, non so se parlare più in italiano o in dialetto, come un mezzo mare o tanti mi avete usato gli accenti circonflessi. Che cosa abbiamo detto? Gli accenti, ciao Flavia. Abbiamo detto che gli accenti circonflessi, infatti vi ricordate in una delle ultime lezioni è stato Domenico Rifici a porre questo quesito e io gli ho detto che è meglio non usarlo, che avrei chiesto a Nino Baroni, a Nini Magri, eccetera, eccetera. Quindi, tanti invece me l'avete usato, come anche Angelo, qua c'era scritto saremmo o ammenso o con accento circonflesso mari. Invece di o sarebbe più corretto scrivere alumari, immensa romana. in mezzo all'umari. Per esempio noi, i pronomi, l'avverbio ca, locuzione avverbiale, ecco qua, le preposizioni che sono a pagina 26, questo lo rileggiamo perché questo qua è molto importante. Le preposizioni siciliane, come nell'italiano, sono semplici o composte. Quelle semplici che corrispondono alle 9 della lingua italiana sono di, a, da o di, ni, nti, nta o na, che corrisponde all'italiano in. Tanti però fate lo sbaglio che continuate a scrivere in e io vi dirò, questa cosa l'ho trovata anche nel libro di grammatica di Vito Lumia, che lui ha scritto che c'è la preposizione semplice in siciliano, invece io mai scrivo in siciliano, non lo so. Poi su che si può scrivere su, sopra,
per, pri o pi per, tra e fra. Le preposizioni composte, perché in siciliano si usa dirle composte, Del 29 gennaio, giusto? non articolate, sì, giusto, si dicono composte quando vengono usate con l'articolo determinativo, ma in siciliano, diversamente che nell'italiano, non si ha fusione tra preposizione semplice e articolo. Pertanto avremo di là, di lu, di lì, a la, a lu, a lì. Qua in alcune di queste traduzioni io ho trovato al con due L, al, cioè deve essere a, spazietto, e il apostrofo se volevamo elidere l'articolo. Ora aspetta che non mi ricordo dove, vediamo se lo trovo. Vediamo se lo trovo. E vi dirò che io questi errori purtroppo, perché io ho composto l'antologia, per mandarle in stampa, oggi mi ha risposto l'editore, ci dovrebbe lavorare, vediamo se mi manda questa cosa per la correzione della bozza e se passa a proseguire con questa cosa. Io questi errori li ho trovati pure nelle poesie che sono state premiate, mi sono cadute le braccia. Io questi errori li ho trovati anche nelle poesie che sono state premiate. Cioè, e io, cioè proprio quello, gli strafalcioni proprio, quelli proprio più appariscenti io li ho corretti. Ora speriamo che non ci sono problemi. Io ti voglio semplicemente dire che normalmente per uno come me che del siciliano ci sta lontano, quando parlo, scrivo in siciliano è come quando lo parlo, cioè non faccio altro che dare un fenomeno fonetico. Ma questa cosa inizialmente, quello che è il mio modo di dire. Questa cosa inizialmente l'ho fatta. La maggior parte combina questi errori. Ma questa cosa inizialmente l'ho fatta pure io, erano gli anni 2003-2004 più o meno, all'inizio che ho cominciato poi a frequentare a Catania il Barranzato, con Ninni Magri, ho iniziato a conoscere Giuseppe Ladelfa, poi sono stata coinvolta nell'Amposti di Roma, eccetera, eccetera. E infatti una delle mie poesie scritte foneticamente in siciliano la lesse Giuseppe Ladelfa e mi disse: Flavia, ma vedi che non si scrive così. Allora io poi ho capito questa cosa, questa diversità di scrittura, mi sono messa a studiare le grammatiche, cioè noi questo stiamo facendo ora. Io lo so che voi, cioè, quasi nessuno di voi scrive in siciliano, forse solo Stefania. Sì, io non scrivo in siciliano, Pasquale, sì, Pasquale pure. Neanche lo parliamo in siciliano. Quindi voglio dire, ma quelli che scrivono poesie in siciliano, che partecipano a concorsi di poesia in sezioni di siciliano e mi scrivono la preposizione composta ALL apostrofo in siciliano, cioè, ma da quale grammatica l'hanno presa? Perché non esistono grammatiche in siciliano che ti dicono che la preposizione articolata si scrive allo, alla, come l'italiano. Perché alu, ala, ali, capito? Ma per esempio, Flavia, in questa frase dove ho scritto io, qua, dove dico... Allora, io non mi ricordo più qual è la tua. Ah, Stefania Rizzo, eccola qua. Dimmi. Nel rigo quasi, non dico il penultimo rigo, vabbè lo leggo io, ma sogno sicura per davvero vi dico, prima o poi, se non è ora, forse ora lo devo scrivere ora, più che ora forse è italiano. No, vabbè, ora... Si può dire lo stesso? Si può anche dire, però tu vedi, qua mi hai fatto la U me l'hai messa sempre senza picetto, scrivi lo siciliano davanti uoscio viaggio, dove essere l'U.
scrivere lo davanti al siciliano vostro davanti al viaggio. vostro viaggio. Se tu non vuoi mettere la L, devi mettere l'apicetto. Oppure tu hai messo pure in mensu, poi non capisco, ammenso mari, ok? È doppia consonante M, ammenso. Ah, è Tu vero, non invece, L. tu invece hai messo NM, a meno che non sia stata una svista di tasto. Nmensu, tu Vero. hai messo nmensu o con l'accento, manco circonflesso, o mari. O sarebbe alu, quindi dovrebbe essere una preposizione composta. Alu Certo, mari. o mettevo la O con l'apicetto oppure a Lu, certo. E Poi poi qua può un'altra cosa che mi essere hai GN. fatto, un'altra cosa che mi hai fatto, io in un punto di questo opuscolo non lo cerco perché non mi ricordo dov'è. Noi abbiamo scritto pure che le parole in siciliano non iniziano mai per la doppia consonante, a meno che non c'è la caduta di una vocale, tipo H, a da. Si mette l'apicetto e si può scrivere la doppia C e poi l'altra vocale. Tu mi scrivisti, l'avere si è la rimozione di una o più vocali, più me l'hai scritta con 2 C. Ah, è vero. Però si pronuncia Invece K. Q senza due Poi, C. La pronuncia è principio, diversa che la scrittura. sì, perché come il francese tu, tableau, tu dici O, ma si scrive AU, Ah, oh. tableau, ok? E Cioè, là è la la difficoltà. scrittura è in Scrivere e un modo, la leggere. pronuncia è un altro, cioè il siciliano è una lingua come tutte le lingue, quindi si deve conoscere. Ci sono delle regole che uno deve ricordarsi. E poi tu mi hai scritto Dinà Palora. Infatti, l'ho notata anch'io. Poi È di anche una parola. i vostri Di una nomi senza parola. vicetto. Poi un'altra cosa, anche in stu, poi un'altra cosa. Penultimo rigo, na divirtemo. Na E divirtemo. qui com'era Flavio? Perché qua non Allora, divertente. a Quindi iniziamo a divertirsi, correggere. a divertirsi. C'è la caduta della A, ok? E metti l'apicetto, quindi doppia C, divertirsi. Na, cioè perché tu volevi mettere la particella ni a divertemo. Mi è divertente. Quindi tu avresti, ciao Cettina, tu avresti dovuto fare N apicetto, N apicetto a divertemo. Sì, certo. Ok, quindi ti sei un po', l'hai fonetizzato. Sì. Poi, non, caro abbraccio, non, perché non? Non Non caro potrebbe voler dire non, negazione. Questo non mi piace, questo non mi piace. Ma non, caro abbraccio, cioè tu dovevi mettere l'articolo in determinativo, un, Fa un caro abbraccio, e ci infatti. metti sta N davanti. Sì, ho sbagliato, un caro Un abbraccio. caro Sì. abbraccio da vostra Presidente, Di Lavoscia. Di Lavoscia. O se volevi mettere come suono da, dovevi fare D apostrofo apostrofo A, cioè dovevi elidere la I della D, di D, e la L della A, di là, quindi fare da vostra Presidente. Ma forse di Lavoscia sarebbe stato meglio, scrivere di Lavoscia. Sì, Meglio. infatti qua c'è scritto, è importante scrivere tutto per esteso. Quindi, Infatti. l'unico, allora questo ve lo leggo. Agli errori si impara. Ve lo leggo perché lui non ha fatto una traduzione letterale una traduzione letterale di quello che io avevo lasciato. Io avevo dato un testo e avevo detto traducete. Lui invece ha scritto una letterina in siciliano e ho cominciato a scrivere. Donna Flavia, anzi qua ti correggo perché mia suocera, che parlava in dialetto brigarodo, il mio nome non solo l'ha pronunziato sempre con la R al posto della L, Fravia, ma una volta mi ha fatto, quando ero fidanzata, mi ha fatto la torta di buon onomastico
E al cugino pasticcere ci fece scrivere auguri Flavia. Infatti mio cognato ancora ridono con le lacrime, perché mia cognata è quella che faceva le note della spesa in siciliano. Dimmi Angelo. Mi sono accorto, c'è un altro errore. Allora, ora vediamo se lo troviamo. No, non l'hai trovato, perché me ne sono accorto dopo che ho mandato. Dopo Vabbè. Flavia ci andava la virgola, perché era un vocativo. Donna Flavia, mi comandasti no ciavaglio e noi sbagliato, era un ciavaglio, pesanti assai, di scrivere in siciliano che tu scrivisti in italiano. In italiano quali dovevi mettere l'apicetto alla T? In italiano. Perché ce lo Ma sai questa in è italiano. Cosi di pazzi, questo è sbagliato, queste vedi non me ne ero accorta, cosi di pazzi, qua devi mettere cosi di pacci. Perché pazzi in dialetto si dice pacci. Scusa Flavia, ma questa è un'altra traduzione, Sì, non è io che quella sto che ho dicendo, io. lui è stato il migliore alunno, ma perché se n'è andato in discesa? Per Ma questo è io ho un migliore tradotto alunno. quella che hai mandato No, tu. Lo so, lui ha fatto di testa sua perché non la sapeva tradurre e quindi ha pensato di scrivere quello che sapeva scrivere. Ma ve lo voglio leggere perché è divertente. Mi sediava. Primo sogno lagnoso, secondo un sogno capace. Scecco sogno, che ci posso fare? Ma tu mai a perdonare, donna Flavia, perché sogno vecchio e gravoso. Ma questo te lo posso dire, a Feresi eni quando una palora perdi la testa, a Pocupi eni quando una palora ci cadi l'udarreri. Si contenta presidenti, ne vediamo, il 10 di marzo, Piccamora ti saluta e ti manda una vasata virtuale a Ciluzzo Sarzana. Io gli farei un applauso. Comunque Flavia, ora sarai la presidente donna Flavia. Così mi ricordate la buona anima di mia suocera. Così ti chiamerò io. Allora, che vogliamo fare? Flavia, ma tu metterai una traduzione giusta di questa cosa? Allora, io ho una traduzione, aspetta, l'avevo fatta, scusate, allora, qual è quella che ho fatto? Allora, io ho scritto così, ve la leggo. Ma poi te la pubblichi? Poi ve la pubblico. Allora, io l'avevo tradotta così. Magari soci amici, riconoscenti bisogno per chi partecipato alle nostre lezioni dello seminario autodidattico della lingua siciliana dell'ASAS. Trascorremmo assieme gradevoli momenti, scudando, discorrendo, parlando di lo più e di lo meno, salutando in virtuale nipoti che sono belli figliuletti. Ne assettammo allo nostro computer, mentre fuori c'era lo sole, o via, o faceva rannulo vento, trasformando in cosa utile il nostro tempo. Saudammo pinnichetti i momenti dello spontino o le nostre passate a mezzo della gente. O stesso ne ricchemmo dei nostri cori e lamenti, Lo scopo nostro fu di capire come meglio poter scrivere lo siciliano, pure lo vernacolo per certuni tanto strano. Chi è la Feresi, la Pocupi? Sono la caduta delle vocali iniziali o finali di una parola e si segnano con l'apicetto che cancia nomo a secondo che si viene a trovare a principio o alla fine dello termine. L'apicetto che segna la caduta della vocale iniziale si chiama feresi, quello che si mette alla fine per la caduta della vocale finale si chiama Pocupi. Siamo a mezzo all'umare se non capemmo niente. Chiedo che vi raccomando è di scrivere coscienziosamente prestando attenzione agli articoli e alle desinenze. Usate l'anastrofi, i metadesi, le pronomi e le locuzioni, facendo attenzione con quali vocali finiscono i vostri nomi. Ma io sono sicura, per davvero vi lo dico, prima o poi, se non è ora, lo scriverete meglio lo siciliano, con grande impegno, pure solo una picca, superando le difficoltà del vostro percorso. Piuttosto state attenti a non sbagliare.
Vedemo l'11 marzo che s'ha visto fare. Sarà un divertimento correggere assieme le vostre traduzioni di stu comunicato che vi stai dedicando. Un abbraccio allegramente dalla vostra Presidente. A presto. Flavia, scusami. Dimmi. Flavia, ma spuntino è italiano. Io ci ho messo spuntino, aspetta. Dunque, a che punto è? Scudando, sicurendo, sì, dello spuntino. Vabbè, spuntino. Non è proprio italiano. Innanzitutto non ho fatto come hanno fatto alcuni e non ho scritto spuntino, ho scritto spuntino. Però sempre italianizzato. Vabbè, spuntino, ma io lo dico spuntino. Sempre mangiare. Piccirini, venite a fare uno spuntino. E mi figli così ci dice quando erano piccoli. Spuntino, cioè non mi viene una... Io lo dico. È più logico allora merenda. Ma merenda, io lo vedo più italianizzato. Merenda voi come dite? Avanti. Scusate, ma mi sta chiamando Melina per quell'impegno. In bocca al lupo, ok. Speriamo bene. Buonasera a tutti. Ciao. E niente, che vi stavo dicendo prima di leggere Come questo? diciamo spuntino, o spuntino diciamo. Io lo dico spuntino. Bisogna vedere un vocabolario che abbiamo, quello come lo traduce. Ma onestamente Caterina, ora da ricugisti, che commenasti? Non riesco ad uscire. Aspetta che ti butta fuori io, un minuto. Devo rispondere a quella. Espelli. Non ti ho detto che sono influenzata, infatti non mi volevo collegare, ma dicevo, mi collego. Hai visto come parlo? Ma anzi, no, ti vedo tanta bellina. Sì. Buona stai. Comunque ora poi ti senti la registrazione perché stavamo quasi finendo. Allora. Dimmi. Riassumendo, gli errori che fate sono negli articoli sia determinativi che indeterminativi, nelle preposizioni composte che le fate ma tu hai letto le nostre traduzioni? Cioè, ma io non No, non tutte. Come no? Non hai visto nella chat del seminario? Io le ho corrette tutte con la penna rossa e ve le ho postate tutte quante. Hai corretta pure la mia? Sì, e la tua ora la cerco e te la leggo a voce se ci tieni. Aspetta un minuto che la prendo. No, non so che errore ho fatto. Aspetta, ma un minuto. Allora, questa è la mia, questa è di Cettina Caruso. Questa non ho capito, questa è di Sardana. Questa è la mia. Questa non mi ricordo. Flavia Grifò. Allora, Flavia Grifò, tu hai scritto, la leggo tutta. Carissimi amici, sogno grata a voi perché seguistivo. Avete seguito, seguistivo. Seguisto, no stivu. I nostri, qui ci voleva l'articolo lì. Ah, lì nostri. Ma tu ci hai messo i senza vicetto, quindi hai fatto lo stesso errore di tutti gli altri. Le nostre lezioni, du seminario, avresti dovuto scrivere di lu seminario. Ah, di lu seminario. Autodidattico di lingua siciliana di Asas, di L apostrofo Asas avresti dovuto mettere, vedi, questo non te l'avevo segnato, questo mi hai ascoltato un muto segno. Passammo con voi ore piacevoli, scudanno, chiacchierando. Un'altra cosa che noto anche nei poeti che hanno partecipato al concorso e che sono stati premiati. Mi mettete l'accento nelle vocali durante la parola. Allora, vediamo. Io non ne metto. Allora, no, aspetta, vediamo se ne trovo qualcuna per fare l'esempio.
caduta perché finale, non so. caduta finale, la caduta, questo qua non mi ricordo chi è, ha scritto C, A con l'accento, duta. Ora io capisco che l'accento va sulla prima vocale in caduta, perché non è cadù, è caduta. Cioè, noi... Dove ma non c'è bisogno di segnare l'accento. Perché dobbiamo riempire questi scritti con tutti questi accenti? Da me non ce ne sono. Come per esempio ce n'erano altri, aspetta. Aferesi. Lo so che noi quando diciamo aferesi l'accento lo diciamo, lo pronunziamo sulla prima E, ma non c'è bisogno di fare A, F, E con l'accento, capito? Cioè questi accenti in mezzo alla parola, che senso hanno? Cioè, e mi trovo poesie tutte, ho messo poesie nell'antologia con tutti questi accenti, io posso averlo con accenti, non mi interessa, accenti. Anche perché l'antologia deve avere uno stile unico, come mi si faceva l'appunto che io ho messo dottore Angelo De Marco, che dice deve avere uniformità, gli ho messo dottore perché agli altri gli avevo messo professore, quindi l'uniformità, cioè quando tu, forse perché io ho questa inclinazione artistica, per esempio io quando compongo un quadro e uso il giallo, il rosso e il verde, e io nei vari punti del quadro il giallo lo metto qua e qua, il verde lo metto qua e qua, perché bisogna creare armonia. Quindi anche quando tu componi un'antologia con dei stili diversi, ma che sono scritti in siciliano, il siciliano è tutto uno, vabbè, c'è il vernacolo e il napoletano, quelli proprio, cioè le cose proprio gravi, gli spazietti, quelle cose ho corretto. Ma nel siciliano questi accenti in mezzo alla parola non hanno senso, li ho levati. Mi dispiace per chi si dispiacerà, ma è così. Prima di dire questo che stavo dicendo? Stavo correggendo la cosa di Flavia Grifò. Allora, sì. Comunque, dove le hai postate queste correzioni? No, queste abbiamo composto l'antologia, il quinto volume dell'antologia, e l'ho passato all'editore che dobbiamo stampare. Sì, no, l'ho capito. Sì, no, io parlavo vedi, un altro volume. Questo è il quarto volume degli anni 2023-2024. Quest'anno stiamo facendo quello della scorsa edizione e di quest'anno qua che ancora ci deve essere. Flavia, per poter avere la copia. Poi l'8 maggio, sperando se l'editore, io gliel'ho mandato oggi, che è il 10 marzo, anzi gliel'ho mandato ieri notte. Stamattina lui mi ha dato conferma che l'avrebbe guardato, quindi ora tutti i ritardi sono responsabilità di Tozzi, non mia. Sì, ma comunque per averne una copia possiamo poi richiederla. Sì, l'8 maggio, allora abbiamo 20 giorni di marzo e tutto aprile. Io mi auguro che me la fa arrivare l'antologia per portarla l'8 maggio all'Aula Magna. Io mi auguro. Perché l'anno scorso io facevo nottate per correggere la bozza e lui si faceva sentire dopo 10 giorni. Vabbè. No. Per chi non c'è, forse per chi non può venire al premio, comunque possiamo averla comunque. Sì, ma io poi ci sono gli altri perché ne resteranno, ci sono gli altri qua in sede a chi li vuole. Anche per posta magari. Sì. Per posta, sì, ma sempre ci vediamo, non è che tu non ci vediamo più. No, certo, sì. Voglio dire. Allora, volevo continuare con lo scritto di Flavia Grifò. Allora, a parte tutti questi articoli senza vicetto, perché tutti EU, unosci, inosci, uribusino, tutti senza vicetto. Poi, qui c'è stata una confusione con mia figlia ha fatto una tesi quando ha preso una delle 2 lauree, che era la scrittura delle chat e delle video chat. Io ho questa tesi conservata perché è interessante, ce l'ho conservata, la devo avere sotto nell'armadietto. Tu mi hai scritto Sariumu mensu con una sola M, avicetto mensu o mari, invece dovevi fare Sariumu
la parola è ammensu. Se tu vuoi levare la A e mettere l'apicetto, avresti dovuto scrivere 2 M iniziali, invece mi sono solo A M. dove sei arrivata? A metà più o meno, qua. Voi ore piacevoli. Qua, a questo punto, vedi? Ma io non c'ho... Vabbè. Sarium ammensu omari e avresti dovuto fare alumari. Poi hai scritto sì, NN, sì, non avemmo NN. Ora io capisco che uno invece di non nelle video chat o nelle chat scrive NN. Ma qua NN, cioè, sì, perché dovevi scrivere non. Ti manca una O, hai perso la O per strada. Sì, non, che poi è sbagliato, saremmo a menzomare, sì, non avemmo capito niente, se non avessimo... Tu così hai scritto? No, io ho scritto in italiano, allora quella mia... Non abbiamo capito niente. Se non... Allora, io nella mia traduzione ho fatto... Ma adesso questa è la copia così corretta, dove la troviamo? Nella chat del seminario, io le ho fotografate tutte, sono tutte messe là. Ah, vabbè, la devo andare a cercare pure io la mia, allora, perché no? Poi se la volete ricondivisa, ve la ricondivido. Io non ci ho messo solo i nomi, perché non mi è sembrato opportuno metterci i nomi. Allora... Flavia, scusa, ma quella corretta che hai fatto tu non l'hai messa? No, quella che ho fatto io non l'ho messa. Per confrontarla? Sì, me l'hanno chiesto, la metterò. Allora io la metterò. Dove siamo arrivati qua? L'accento comunque, semo, io ci misi, semo a mensa lumare, se non capemmo niente, nella mia traduzione. Io misi, semo a mensa lumari, anche perché noi quando parliamo in dialetto non usiamo i verbi con lo stesso tempo di quelli della scrittura in italiano. Sempre il passato remoto. Cioè io devo comunicare con lui e c'è dire semo a mari. Semo a mare, ci dico, semo al presente. Saremo, invece tu hai messo saremo un menso mari se non avemmo capito niente. Io invece scrissi semo a menso mari se non capemmo niente. Perché non abbiamo capito niente ora, non capiremo. Quindi io scrivo semo a menso mari se non capemmo niente. Cioè, Pasquale, parlo con te, cioè, se tu ne parli, andiamo a dire che siamo a mare, come diciamo, siamo a mare, al presente. Siamo a menzumare. Siamo a mare. Poi, pure una picchietta che manca, ho in difficoltà e mancano gli apicetti, uvidemo, manca l'apicetto, e manca l'apicetto anche traduzione di stu comunicato, tu scrivi stu, ma è di chi stu, quindi abbiamo fatto cadere chi di chi stu, quindi avresti dovuto mettere l'apicetto. E poi un abbraccio Surgnoni non mi pare tanto dialetto, Surgnoni, in dialetto tu hai scritto un abbraccio Surgnoni da vostra presidente, a presto, tu l'hai scritto, l'ultimo rigo, la fine. L'hai scritto tu, Surgnoni, cioè, non è dialetto. Schizzuso, spiritoso. Scusa, dove l'ho scritto? L'ultimo rigo, il finale, un abbraccio Surgnoni da vostra presidente, a presto. Ah, alla fine, aspetta. Hai messo Surgnoni non è dialetto. Angelo De Marco, tu che dici? Surgnoni è dialetto, Surgnoni? No. Però non so che c'era scritto invece nella lingua italiana, un abbraccio? Sornione. Scherzoso. Sornione. Un abbraccio Sornione dalla vostra presidente. Tu hai fatto... Sornione come lo dovevo scrivere? Schizzoso, spiritoso. Cioè era fatta a trabocchetto questo qua. Per questo dico Angelo è andata in discesa, perché ha scavallato tutte le difficoltà. Ma qual è l'equivalente in dialetto? Qual è l'equivalente in dialetto?
Scherzoso, schizzuso, spiritoso. Spiritoso, sorridente. Capito? Potrebbe essere affettuoso, ha un un affettuoso. significato un po' No, particolare. sornione sa di spirito, di... È uno Capito? sottotaglio, dice. Cioè, Da perché io divertimento. questa cosa l'ho fatta anche per ridere, per imparare, ma anche per ridere. Cioè, capito? Un po' come ha preso a balzo l'idea Angelo e ha risposto di No, ma ci conseguenza. dobbiamo abituare, guarda, è una fatica. Ora io invece Ho sapete che trovato vi dico? questo. Cos'è? L'ho Dimmi. comprato 30 anni fa, questo. Vocabolario, Non riesco a leggere il secondo... Ah, siciliano-italiano, sì. Ora, e tu prova, vabbè, siciliano-italiano, non trovi, non puoi cercare scherzoso, spiritoso. Allora, ora io direi questo. Abbiamo capito che gli errori particolari li fate negli articoli determinativi e indeterminativi, nelle preposizioni composte. Un altro errore, il finale delle parole in siciliano non finiscono mai in o e mai in e. Quindi io ora mi invento, la faccio più breve stavolta perché ho fatto troppo lungo e... Per te è una gran fatica, meglio più corto, giusto? No, è una gran fatica per voi perché vedo che poi la fate per forza e non state attenti. Si capisce da questo. Infatti, Angelo l'ha fatta di testa sua, più breve e se l'è cavata meglio. Riassunto. E se l'è cavata meglio. Quindi, È una buona idea. ora io però, prima di ogni cosa, prima di collegarci, vi ho ricondiviso questo muscoletto. Questo qua. Lo muscoletto che abbiamo fatto, in riassunto, che io in questo muscoletto ho inserito anche l'ultimo chiarimento di Antonino Magri, preso dal suo libro Trilogia News, non mi ricordo. Allora. Ho aggiunto questo specchietto riguardo a pagina 23, quindi voi se volete stamparlo dovete stampare questo. Certo, l'ultima versione che ho condiviso, non mi ricordo se l'ho messo stamattina o ieri sera, dove lui, Ninni Magri, chiarisce come scrivere l'avverbio di luogo da, sono avverbi di luogo, giusto? Che l'abbiamo fatto noi gli avverbi. Stefania Rizzo la vedo bloccata. No, ero attenta, aspettavo. Mi chiedevo perché ti vedevo ferma. L'abbiamo fatto nell'8ª lezione, abbiamo fatto gli avverbi, le locuzioni e le particelle avverbiali. E quindi abbiamo parlato degli avverbi di tempo, degli avverbi di luogo e quindi ho inserito questo appunto di Ninni Magri che è interessante e lui ci scrive: un dubbio mi molesta da tempo. Come si scrive l'avverbio di luogo ca? Qual è la reale forma corretta? Se consideriamo che nell'alfabeto siciliano la CC, cioè la doppia C, non esiste a differenza della doppia D, qualcosa non quadra. Questo avverbio di luogo, ma io qua non sono d'accordo che la doppia D esiste perché io l'avicetto ce lo metto lo stesso. Questo avverbio di luogo, per esempio a da, io faccio avicetto D, A, perché a da, fate la A e si mette l'avicetto, poi non lo so. Questo avverbio di luogo deriva dal latino act, H-A-C, ma col tempo nel siciliano ha perso naturalmente e definitivamente l'H ed ha raggiunto una epitesi totale o parziale divenendo accani o anche H, pronuncia presente in molte località della Sicilia. Non capita di rado, infatti, di sentir dire veni a cani o veni a ca, senza considerare che l'espressione a ca viene usata anche per incitare gli animali da soma perché camminino, ma non è il nostro caso. Però avviene pure che nel linguaggio comune alla maggior parte dei siciliani non viene pronunciata la A iniziale, rimanendo cani o ca. Nella seconda forma succede che annullando una parte di epitesi e divenendo così un monosillabo
un monosillabo uguale solo a se stesso, perde anche l'accento, come sopra descritto. Ma il dubbio che mi molesta rimane, poiché ad essere pignoli abbiamo detto che quando una parola perde la vocale o la sillaba iniziale, la perdita deve essere segnata con la feresi. Quindi, anche se tradizionalmente la scriviamo K, in realtà la forma corretta di trascrizione di questo avverbio di luogo è avicetto CCA. Nelle mie precedenti opere, nel trascrivere questo avverbio di luogo, erroneamente non ho adoperato la feresi, ma alla luce di questa mia più ponderata riflessione da oggi in poi lo farò. Quindi mi inventerò un altro scritto, più corto, più breve, che voi dovete tradurre in siciliano, prestando attenzione agli articoli, determinativi, indeterminativi e alle preposizioni composte, al finale dei termini che scriverete, perché in siciliano nessuna parola finisce in o, nessuna parola finisce in e, e vediamo come va. Vediamo se migliorate, perché onestamente qua io poi mi sono messa a segnare, ma così alla rinfusa senza prestare attenzione, perché sennò segnavo tutto. E per quando? Ecco, per quando? Ora io per adesso sono incasinata. Allora, io gli attestati di merito non li posso fare perché qua c'è il primo, il nostro Pasquale Costa, che ancora non mi ha mandato la motivazione. La motivazione me l'hai mandata, non mi mannasti. Poi, io mi sono resa conto che me ne manca un casino, quindi gli attestati non li posso fare. Che posso fare? Devo fare la locandina per il 20 e il 21 e vado in tipografia e le stampo. E poi non lo so, devo ultimare i premi. Cioè, quando dite voi? Angelo, dimmi, Angelo De Marco. Vi devo lasciare, oggi è il compleanno di mia figlia. Ah, auguri, ok. Va bene, no, stiamo finendo noi comunque. E niente, quindi quando dite voi, io penso ormai comunque dopo il 21 marzo. Dopo il 21 marzo, che ne so, a fine marzo, che vogliamo fare? Fine marzo. Sempre online? Sì, e facciamo poi le correzioni. Quando dite voi il giorno, ecco Pasquale, decidi tu Pasquale, così ci sei pure tu. Caterina, tu devi andare a ritirare altri premi, no? Prima di Pasqua. Ecco, quando è Pasqua? Ricordatemi che non me lo ricordo. Prima di Pasqua. Ah, Pasqua. Forse il 6 aprile, quando è? Il 5. Ah, il 5-6, quindi... Possiamo fare il 31 marzo alle 4. Aspetta, prendo la mia agendina. O 31 marzo oppure giovedì 26 alle 4. Io sono libera sia il 31 marzo. E se no, giorno 26 alle 4. Il 26. Giorno 26 per me non va bene. Non va bene. Perché deve... È il compleanno mia nipote. Ah. E il 31 allora, 31 marzo alle 4. Il 31 va bene. Il 31 viene di martedì. Sì, e vabbè, oggi martedì siamo. Quindi. Va bene, allora ore 16 seminario. Quando? 31 marzo. 31 marzo. Va bene. Quindi mi penserò qualcosa, vi raccomando, 31, articoli 31 marzo. meno apocopate e meno aferesate è meglio. Va bene. Va bene? Poi io vi metterò delle parole in italiano, ma voi non dovete tradurre fedelmente alla parola in italiano. Dovete tradurre, dovete anche usare la furbizia di trovare quel vocabolo dialettale forbito, cioè tipico del dialetto, capito? Non per esempio come ha fatto Surgnuni, come ha fatto Flavia Surgnuni, capito? Schizzuso, spretuso, cioè sostituire. Con grata come lo traduci? Grata, che io l'ho lasciato come riconoscenti. Ah, riconoscente. Vabbè, non mi è venuto completamente. Quindi è il 31 marzo, martedì 31 marzo. Perfetto, alle ore 16. Va bene, un attimo prima di salutarci che fermo la registrazione.